Il conto termico è uno strumento di finanziamento in conto capitale che incentiva una serie di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Grazie al conto termico è quindi possibile riqualificare gli edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi relativi ai consumi energetici e recuperando in tempi brevi l'investimento sostenuto. I soggetti che possono richiedere gli incentivi del conto termico sono principalmente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati. L'accesso al meccanismo di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una società di servizi energetici, ESCO. Gli interventi incentivati riguardano principalmente l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio, l'efficientamento degli impianti di climatizzazione, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'introduzione di sistemi avanzati di automazione, controllo e gestione dell'edificio e la trasformazione degli edifici in edifici ad energia quasi zero. Il conto termico prevede incentivi che variano dal 40 al 65% delle spese sostenute per gli interventi. Recentemente è stata introdotta la possibilità di incentivare fino al 100% le spese ammissibili per gli interventi che riguardino edifici accatastati come case di cura, ospedali, scuole e laboratori scientifici di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione pubblica. Inoltre, il conto termico finanzia per le PA il 100% delle spese per la diagnosi energetica e per l'APE. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE in unica soluzione, oppure nella forma di rate annuali costanti della durata tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento. Le PA possono utilizzare il conto termico insieme ad altri strumenti di finanziamento pubblico. È infatti consentito il cumulo con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili. Le PA possono reperire i capitali necessari a sostenere gli interventi presso investitori privati. Lo strumento giuridico che consente e disciplina tale collaborazione è il contratto di partenariato pubblico-privato, definito e disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. Tali contratti hanno la funzione di attrarre e utilizzare risorse finanziarie private finalizzate alla realizzazione e gestione di opere pubbliche e di interesse pubblico o dei servizi ad esse connessi, con l'assunzione del rischio imprenditoriale, principalmente economico e finanziario, da parte del privato. Le caratteristiche principali sono il trasferimento del rischio verso il privato, l'equilibrio economico-finanziario, cioè l'esistenza congiunta delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, lo schema o bozza di convenzione, che ha la funzione di disciplinare i rapporti tra l'amministrazione concedente e il partner privato per tutta la durata della collaborazione, al fine di tutelarne i diversi interessi. Il partenariato pubblico-privato comprende diverse forme contrattuali, tra le quali ha fondamentale rilevanza la finanza di progetto, o project financing, strumento la cui finalità è la realizzazione di un'opera pubblica attraverso il concorso di capitali privati. Vi possono essere due tipi di project financing, ad iniziativa pubblica e ad iniziativa privata.